Mi son Remo Zanotto Santoro. Sono Lia Zanotto Santoro. Mi son Alma Zanotto Santoro. Mi son Ivo Zanotto Santoro. Mi son Nilo Zanotto Santoro. Mi son Zeno Zanotto Santoro. A me mi ha messo il nome Hilda e come tutti gli altri sono Santoro e sono il numero 7. Mi son Vito Zanotto Santoro, sono su qua e sono l'ultimo, il Piceo. Allora, perché vi ha chiamati tutti con dei nomi cortissimi? Perché aveva previsto di fare tanti fiori e sta svelta a chiamarli. Quando serviva li chiamava e erano nomi corti e riuscì a chiamarli, se no come fa a chiamarli 2, 3, 7, 8, come che è successo ancora? Allora, praticamente il nostro nonno è partito che aveva non ancora 15 anni, è andato in America con una persona più anziana per stare un po' dietro. Ha lavorato 15 anni sulle ferrovie e dopo, quando è tornato a casa, si è costruito questa casa che abbiamo dietro e siamo stati nati qua, è nato i suoi figli e anche noi siamo nati tutti in questa casa qua, la casa quella diciamo patriarcale. Arci si chiamava così, è una storia lunga. Mio nonno, lei era suo papà di Orci, lei era in America, il FEA lavorava sulle ferrovie e praticamente su queste ferrovie che mangiava sempre carne di caccia, carne di cervo, quel che trovava, insomma, era sulle montagne rocciose, sul Monte Shasta, Whit Clement Falls, che è zona là, tra California e l'Oregon, e mangiando sempre questo tipo di carne di caza, aveva avuto problemi di stomaco, non so se sia gastrite, robe così. E quindi su quella zona là c'era di gente che abitava, o indiani, pelle rossa, o messicani, o popolazioni locali, e praticamente gli ha domandato aiuto a loro, a qui che abitava là, e è stata una persona che gli ha aiutato e gli ha risolto questo problema, e quindi le guario e con lei, prima di venire a casa, gli ha promesso a questa persona che lo ha aiutato di mettere il nome Orci al primo fiore che nasce, che è lo stesso nome di questa persona che lo ha aiutato. E quindi con lei arriva a casa del 21 e ha messo, l'ha fatta a casa, eccetera, e dopo, sul primo fiore nel 24, gli ha messo il nome Orci, in memoria di questa persona che gli ha salvato la salute e la vita, probabilmente in America. Come mai era così conosciuto in paese? Era conosciuto perché intanto il FEA è il Mazzarol, il FEA è il Norcino, ecco, per postare su tutte le famiglie e in più tu stai una giornata con le famiglie e tu capisci tutti i problemi, tu senti tante robe e così. Dopo, perché il FEA, i carri mascherati, è stato il primo in tutto il Cavaso qua a fare i carri mascherati, ancora al giorno oggi parte da qua, la famiglia qua, e per quello sì, non è che... E dopo l'ha riconosciuto perché l'era qua vecchia, si vestiva da prete, ne a benedirla prima di bruciarla, e tutte robe così. Aveva fatto una vera e propria ricerca anche sulla seconda guerra mondiale. Sulla seconda guerra mondiale è stato provocato quasi da questa riunione in comune, che era venuto fuori che gli aveva fatto 45-46 morti, meno di 50 morti. E lui ha cominciato a fare i conti e non veniva fuori a 445 e ne veniva fuori a 460 morti, insomma, ecco. Quindi se non era Orci forse non veniva fuori neanche questa roba qua. Allora, questa è la cucina dove abbiamo sempre mangiato tutti quanti assieme. Qui eravamo alle volte addirittura in 11 e con un bel tagliere di polenta, appena fatta qua sulla fornea, e avevamo anche messo che adesso dentro in tercecer. Qua si girava a turno e dopo mio papà o mia mamma, quel che l'era, c'è pasta crampignata e fia sparabam, e tu vedevi la puenta che andava fuori a passora. Tempo, si arriva a porta che scampa a puenta e in te l'arco de cose, quando mettiamo, non so, comunque andava a finire tutta e si tagliava col spago, tutte queste bocche che mangiava, tutti con la bocca serrata, in senso, si mangiava, perché mia mamma era molto
rigorosa, mi ha insegnato a creanza a tutti quanti, e se oggi le diventa quel che le diventa, ok, le grazie anche a aver sposato una donna così di carattere, che a te squadrava con un occhio e ti ha già capito che metterti in riga, che arrivava magari una scarpa sul culo anche quando tu avevi quasi 18 anni, se serviva. E dopo poretta io ho detto che avevamo finito di mangiare, c'è la tassa dei piatti, andate al freddo, anche in pieno inverno, sul Secer, che ne a Piera. Qua attraversa, si metteva l'acqua giassata, toglieva l'acqua calda da qua, andava dentro e broava su. E a me lavava, stirava, curava, rincurava tutti quanti, tutti 8, e si chiamava Rossetto Caterina dei Toi qua da Cavaso. E a Fea Sartora. A Fea Sartora è dentro la via stanza dove che accusiva, stava su magari anche fino ai 2, 3 della mattina per incontentare i clienti. E a Fea qualsiasi figura che avesse una donna, e a Fea il vestito, aveva la gobba, aveva la panza, era storta, e riusciva a fare il vestito perfettamente perché era un mostro in sartoria, veramente un mostro. Mio papà si aveva innamorato anche di ella perché quando che ella aveva ancora 9 anni, a Fea solista sulla scuola Cantorum in Caniezza, qua sulla Cesetta. E lui la sentiva, lui aveva 18 anni perché aveva 9 anni di differenza, e lui quando che la sentiva gli diceva sta qua, perché mio ha detto sta qua, senti che vosca mi sta qua, bisogna che spose, e la aveva pazienza di aspettare anni e anni perché dopo è andata in Svizzera a lavorare, dopo aveva uno che scriveva, insomma dopo complice il fratello di mia mamma, mio papà finalmente le arriva all'attacco, le è andata dai nonni Toi e le ha chiesto la mano. E 9 mesi siamo maritati, e dopo un anno è nel suo remo, il piveccio, e dopo a scalare finché sono arrivata a me, e dopo Vito che è l'ultimo. Ecco.